Questo luogo è molto significativo, siamo a Palazzo Barberis. Sindaco, questo è il libro dei sogni o è realtà? Devo dire con grande soddisfazione e anche un po' di commozione che da questa mattina è diventata realtà. Abbiamo raggiunto un accordo con la Delta System, proprietaria della parte che dà sulla piazza Marconi, e abbiamo raggiunto un accordo. Adesso ci sono i nostri consulenti che stanno perfezionando la documentazione, ma fra gentiluomini la cosa è fatta. Questo stabile è stato per il passato il centro pulsante di Follina, l'ho rappresentato nella Grande Guerra Mondiale, era la sede del comando austriaco, poi lo è stato la sede del comando dell'esercito italiano nella Seconda Guerra Mondiale e adesso diventerà il punto di forza per rilanciare Follina sotto l'aspetto culturale e anche spirituale. Necessita di alcuni lavori di restauro o è già agibile così? No, magari fosse già agibile, dobbiamo impegnarci perché ci sia da parte degli enti preposti alla salvaguardia di beni di questo valore che ci diano una mano per riuscire a portare qui i finanziamenti che sono necessari per poter tramandare alle generazioni future un bene di inestimabile valore. Stasera il sindaco Colletta ha dato la notizia di Palazzo Barberis, che era anche un vostro cavallo di battaglia. Qual è la reazione così a caldo? Bene, siamo felici di questa notizia perché pensiamo che l'acquisto del Palazzo Barberis debba far parte di un progetto che ha come finalità la riqualificazione di tutto il centro storico di Follina, perché riteniamo che Follina debba essere inserita negli elenchi dei borghi più belli d'Italia. Come diceva lei è stato un cavallo di battaglia, io più volte in Consiglio Comunale ho spinto perché questo si realizzasse e adesso assolutamente condividiamo questa scelta e riteniamo che tuttavia l'acquisto del palazzo non basta. Quindi da ora in poi bisogna lavorare, cercare soluzioni perché Follina venga, come dire, ad occupare quella bella posizione nell'ambito dei centri storici che merita.